Sono 61 gli stranieri sbarcati stamattina al Porto Vecchio di Crotone. Sono arrivati sulle coste crotonesi a bordo di una piccola imbarcazione che è stata intercettata dalla Guardia Costiera, che l'ha poi accompagnata al porto. Gli stranieri sono soprattutto di origine afghana e pakistana. Sarebbe stato individuato anche il presunto scafista, di nazionalità ucraina. Anche in Calabria, come in tutte le città d'Italia, si sono svolte stamani le celebrazioni del 159° anniversario della fondazione della Polizia di Stato. La festa della Polizia quest'anno è stata celebrata a Reggio Calabria nella splendida cornice del Castello Ruffo di Calabria di Scilla. Un castello è stato scelto anche a Crotone, quello di Le Castella. A Catanzaro, invece, la cerimonia si è svolta in piazza Luigi Rossi. Celebrazioni anche a Cosenza e Vibo. I delitti e i misteri che hanno portato la Calabria alla ribalta della cronaca nazionale ed internazionale sono racchiusi nel testo di Arcangelo Badolati, Stragi, delitti e misteri, pubblicato da Pellegrini Editore. Il libro è stato presentato ieri pomeriggio nel Salone Mancini della Camera di Commercio nel corso di un convegno dal titolo La cultura della legalità nella scuola. Si è tenuta ieri sera presso la sala stampa dello Stadio Zio Scida di Crotone la conferenza di presentazione dell'iniziativa Io Calcio e Tu. Il principale obiettivo di tale progetto è la sensibilizzazione dei bambini della provincia in direzione della cultura alla pratica dello sport. La campagna di comunicazione sulla cultura dello sport, che vedrà quale testimonial d'eccezione Antonio Galardo, capitano del Crotone, è stata promossa appunto dall'FC Crotone, dalla V&V Group, da CN24 in partnership con la BPM di Crotone e la Misericordia di Isola Caporizzuto.